Su. Oh. Pace a tutti. Pace a tutti. Non sentito la prima volta. Alziamoci in piedi in questo momento. Alleluia. Tu sei felice con il Signore? Tu sei felice con il Signore? Amen. Noi siamo qui per onorare il nostro Signore. È una gioia poter far parte e stare qui alla presenza di Dio. È una gioia poter adorare, è una gioia poter stare alla sua presenza, è una gioia poter riunirci ogni sabato qua. Eu so che lo Spirito Santo è qui. Tu sai che lo Spirito Santo è qui? Amém? Allora chiudi i tuoi occhi in questo momento. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia, Santo Espírito de Deus, Pai. Tu puoi alzare la tua voce e cominciare a pregare in questo momento? Senhor, Tu sei santo, Tu sei buono, Tu sei glorioso, majestoso, e non c'è nessun altro che sia pari a Te, Signore. Non c'è nessun altro che sia uguale a Te, Signore. Non c'è niente che si compare a stare alla Tua presenza, Signore. Se noi ci arrendiamo alla Tua presenza questa sera, noi Ti adoriamo, noi Ti innalziamo, noi ringraziamo, Signore. Noi ringraziamo, Signore, perché siamo arrivati fin qua, Signore. Spirito Santo, in nome di Gesù, Padre, che questo culto sia un culto straordinario nella vita di ogni persona, Signore, che è arrivata qua, Signore. Spirito Santo, togli in questo momento ogni distrazione, Padre. Signore, togli, Signore, ogni combattimento della mente delle persone, Padre. Togli, Signore, ogni impedimento che Satana mette, Signore, sulla nostra vita, Signore. Signore, liberaci, Signore. Benedici questo gruppo di lode, Signore. Benedici la dança, Padre. Benedici ogni operaio che sta lavorando e si sta muovendo dentro la tua casa, Signore. Benedici i pastori che predicherà la tua parola, Signore. Io so che il Signore ha qualcosa di straordinario da fare, da dire questa sera, Padre. E per questo, in nome di Gesù, Padre, noi alziamo la nostra voce questa sera. Noi alziamo la nostra voce, Signore, per dichiarare, Signore, che questo culto sarà un altro culto straordinario alla Tua presenza, Signore. Che il Signore farà infinitamente di più. Il Signore farà grandi cose. Il Signore agirà in nostro mezzo, Padre. Padre, nel nome di Gesù, Padre, comincia, Signore, Signore, bloccare, Signore, ogni azione di Satana questa sera. Comincia, Signore, a bloccare ogni azione, Signore, che cerca di incatenare persone, Padre. Comincia a bloccare, Signore, situazioni, Padre. Comincia, Signore, a schiacciare via, Signore, a schiacciare via, Signore, situazioni, Signore, di paura, Signore, situazioni, Signore, che ti fermano, Signore. Comincia, Signore, ad agire, Signore. Comincia, Signore, a lavorare, Signore. Comincia, Signore, a fare, Signore, infinitamente di più di quello che ognuno di noi sta pensando questa sera, Padre. Padre, benedici le mamme, Signore. Benedici le famiglie, Signore. Benedici, Signore, i giovani, adolescenti, bambini, Signore, nella Tua casa, Signore. Spirito Santo, venga, Signore, a fluire in nostro mezzo. Venga ad agire nel nostro mezzo. Venga, Signore, a fare, Signore, quello che il Signore ha detto che avresti fatto, Signore. Padre, ravviva la Tua Chiesa, Signore. Ravviva la Tua Chiesa, Signore. Lavora, Signore. Lavora in mezzo alla Tua Chiesa, Signore. Lavora, Signore, in mezzo alla Tua Chiesa, Signore. Io vedo, Signore, che il Signore farà grandi cose in questa sera, Padre. Io so che il Signore farà, Signore. Padre, in nome di Gesù, Padre. Rompi, Signore, ogni cosa, Signore, che possa bloccare il Tuo agire questa sera, Padre. Nel nome di Gesù, Signore. Noi dichiariamo, Signore. Noi dichiariamo, Signore. Noi dichiariamo, Padre, nel nome di Gesù. Possiamo dichiarare
dichiarare che il nostro Dio è grande in potenza. Grande in potenza tu sei, vista i ciechi tu dai, non c'è un altro, dichiara come te. Luce nel buio, luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Ed è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Ed è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Possiamo sentire la Chiesa dichiarare grande in potenza, grande in potenza, vista come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Ed è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Ed è di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Con le mani, se Dio è per noi. Dichiara questo per la tua vita. Chi mai? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Ed è di sopra di ogni, il Redentore, grande in potenza, sei Dio. Dichiara, dichiara. Il nostro Dio è grande, Il nostro Dio è forte, Ed è di sopra di ogni altro, il Redentore. grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Adesso che iniziamo il nostro culto voglio solo dirti che non importa ciò che hai passato questa settimana, non importa le notizie che sono arrivate, non importa ciò che ti è capitato, perché il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, il nostro Dio si prende cura di noi mentre noi siamo qui ad adorarlo, mentre noi siamo qui ad innalzare il suo nome. Lui è nella nostra casa che si prende cura della nostra famiglia, mentre noi siamo qua ad adorarlo, Lui è nella situazione del lavoro, dei documenti, di tutto, perché Lui si prende cura. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, il nostro Dio è al di sopra di ogni altro, e noi dichiariamo che se Dio è per noi, chi mai sarà contro di noi? Se Dio è per noi, che muraglie potranno alzarsi contro di noi? Se Dio è per noi, quali giganti si alzeranno per buttarci giù? Perché il nostro Dio è grande e il nostro Dio combatte per noi. Se Dio è per noi,
noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, mai ci Alza la tua mano. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, mai ci fermerà. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, Chi mai ci fermerà? se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, Chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro Redentore, potenza sei Dio. sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è Dio e non cambierà, amen. Facciamo un applauso. Alleluia. Santo, 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 santo. Su tutta la terra tu sei re, Signore. Su tutta la terra tu sei re. Regna in questo luogo, regna in questo luogo, regna sulla nostra vita, Signore. Nós declaramos a Sua majestade, Senhor. Nós declaramos a Tua majestade. Sobre o trono de justiça, em eterno regerà il Re. Lui tornerà per governare in amore, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Alza la voce, ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Sob il trono di giustizia in eterno regnerà il Re. Lui ritornerà per governare le nazioni. Ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. I discendenti di Davide, l'uomo più
importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. Il discendente di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. Il discendente di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. Il discendente di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. Il discendente di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. Il discendente di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. E ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. E ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Io avevo già scelto questa canzone. Io ho scelto questa canzone lunedì e questa settimana è successa una cosa molto triste. Io ho detto a Enrico, torna che io voglio fare una foto. E io volevo chiedere ad Alex di mettere questa foto. Questo cartellone è sparso da... Ho saputo che sono 10 più o meno in Verona. E questo cartellone dice così: 10 milioni di italiani vivono senza beni, senza la D. C'è scritto Dio e c'è una X sopra la D, perché questa è un'associazione di atei. E questo cartellone è messo all'entrata di Verona, lì a San Michele, ma ho saputo che ci sono altri spazi per Verona. E io mi sono chiesta perché delle persone si sono spese dei soldi, perché costano tantissimi soldi mettere dei banner così. E grande come era così. E mi sono chiesta perché le persone si sono incomodate, si sono pagate questa cosa per mettere dei cartelloni su tutta Verona dicendo che loro sono atei e che ci sono altri 10 milioni di italiani che sono atei. Ma sapete quanti milioni di italiani esistono in Italia? 59 milioni. 59 milioni. E tra questi 10 milioni sono atei. E loro hanno voluto mettere su tutta Verona per dichiarare e per dire:
Io non lo so perché, perché se io metto il nome del mio Dio, se io voglio dire che il mio Dio fa qualcosa, se io predico Dio è perché io so che Dio può cambiare la vita della persona. Se io parlo alle persone del mio Dio è perché io so che Dio può agire nella vita delle persone. Allora perché delle persone che non credono in Dio e che non hanno niente da offrire, perché se tu non credi in Dio tu non c'hai niente da offrire, vogliono dichiarare questo in mezzo alla strada? Perché noi a volte non crediamo al mondo spirituale, ma il mondo spirituale agisce 24 ore al giorno. 24 ore al giorno. Lui agisce 24 ore al giorno, non soltanto dentro ma fuori della nostra casa. Satana voleva dichiarare così: voi predicate il Vangelo, ma non siete 1% di quello che siamo noi, senza fare niente. Satana voleva affrontarci. Satana voleva dire alle persone che forse hanno un piccolo dubbio dell'esistenza di Dio, a dire a questa persona: tu non sei da solo, ci sono altri 10 milioni di persone che pensano come te, ci sono altri 10 milioni di persone che non credono in Dio. Allora tu hai ragione, Dio non esiste, perché 10 milioni di persone non credono. Loro volevano annullare e dire: tu non sei da solo. Loro volevano dare una certezza che le persone che oggi hanno il dubbio, e così prendere ancora persone di più, perché se le persone credono che Dio non esiste, credono anche che il diavolo non esiste. E se loro credono che il diavolo non esiste, il diavolo può lavorare nella loro vita senza nessun blocceo, senza nessun blocco. È questo che Satana sta facendo in questa città. È questo che Satana sta dichiarando in questa città. È questo che è visibile per tutti, non è nascosto. Satana sta lavorando. E io vorrei oggi fare un atto profetico in questa chiesa. Io volevo chiedere aiuto da Vicky, per favore, Vicky. Io volevo dichiarare insieme a te che anche se noi siamo in pochi, come abbiamo dichiarato all'inizio di questo culto, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E se loro hanno fatto qualsiasi cosa per bloccare delle situazioni in questo regno, se loro pensano che stanno vincendo, noi alzeremo la nostra voce e noi grideremo che il sangue di Gesù c'è potenza, che il sangue di Gesù butta giù ogni opera di Satana, che il sangue di Gesù è colui che ci libera e ci fa vivere e credere che Lui esiste. È colui che ha lavorato nella mia vita, è colui che ha lavorato nella tua vita, è colui che è capace di fare e rivelarci a coloro che non credono che Lui esiste. Io vorrei che qualcuno prende questa. Vieni. Fate il giro intorno alla chiesa e noi dichiareremo su questa bandiera, è una bandiera dell'Italia. Noi dichiariamo su questa nazione che Dio ha scelto per noi. Dio ha scelto questa nazione per noi. Non avere paura di ricevere ciò che Dio ha messo nelle tue mani. Tu sei scelto e usato dal nome del Signore Gesù. E il sangue di Gesù ha potenza. E noi dichiareremo su questa nazione che noi siamo qua. Non importa se loro sono 10 milioni, non importa quanti sono loro, noi siamo qua. Alza la tua voce in questo momento e comincia a dichiarare su quelle persone che tu conosci, su quelle persone che sono in depressione, su quelle persone che sono atei e non credono in Dio. Io credo che il Signore può rivelarci a loro in questo momento, Signore. Io credo che il Signore può fare in questo momento, Signore. Signore, noi benediciamo questa nazione, noi preghiamo per questa nazione, Signore. Noi alziamo la nostra voce per questa nazione, Padre. Satana non c'è potenza, Padre. Noi dichiareremo su questa città, noi dichiareremo, Signore, che noi ci siamo, Padre. Noi dichiareremo che Satana non ruberà ancora un'altra vita, Signore. Satana non ruberà ancora, Signore, un'altra mente che crede in te, Signore. In nome di Gesù, Padre. Signore, in nome di Gesù, se c'è qualcuno che è Dio
forza, Signore. Io ti chiedo in questo momento, rivelaci a loro in questo momento. Rivelaci a loro, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, Padre. Nel nome di Gesù, Padre. Nel nome di Gesù, Signore. C'è potenza, Signore. C'è potenza, Signore. C'è potenza, Signore. Il Signore ci ha dato autorità su questa terra. Il Signore ci ha dato autorità su questa nazione, Padre. Il Signore ci ha dato autorità, Signore. Il Signore ci ha dato autorità, Signore. E noi la prendiamo, Signore. E noi dichiariamo questa sera, Padre. Il tuo sangue c'ha potere, Signore. Il tuo sangue c'ha potere sull'Italia, Signore. Il tuo sangue c'ha potere su questa nazione, Padre. Tu, ogni cosa, ogni peso cade per terra in nome di Gesù. Ogni spirito di depressione cade per terra in nome di Gesù. Ogni spirito, Signore, di catena, Signore, cade per terra in nome di Gesù, Signore. Noi dichiariamo, Signore, su questa nazione, Padre. Su questa nazione, Signore. Su questa nazione, Padre. In nome di Gesù, in nome di Gesù, Signore. In nome di Gesù, in nome di Gesù. Gesù, Signore, in nome di Gesù. Che si apra il cielo e venga il tuo regno. Apra il cielo, venga il tuo regno. Noi crediamo in te. Che era così. Che si apra il cielo. Noi crediamo in te, grande Dio. Che si apra il cielo, venga il tuo regno. Noi crediamo in te, grande Dio. Che si apra il cielo, venga il tuo regno. Noi crediamo in te, grande Dio. E il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Alleluia! 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 Tu sei grande, Signore, noi dichiariamo in nome di Gesù. Alleluia! Su questa nazione, Padre, in nome di Gesù. In nome di Gesù. In nome di Gesù, in nome di Gesù, in nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Tu puoi fare un grande applauso al Signore. Oh Spirito Santo. Alleluia. Oh Spirito Santo. Santo, Santo, Spirito. Santo, 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 Santo. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Lavara chora, lavara chora, lavara chora, chora, chora. Santo Spirito de Dio. Alleluia. Senza rompere questo ambiente, adesso noi oferteremo la casa del Signore. Prendi la tua decima, la tua offerta, quello che Dio mette nel tuo cuore per benedire quest'opera. Noi camminiamo per fede, veramente camminiamo per fede. E grandi cose Dio sta facendo.
grandi cose Dio sta facendo e a volte noi non vediamo uscita, ma noi vediamo la mano di Dio che agisce in favore di questa chiesa. A volte noi non vediamo soluzioni, ma Dio ti dice vai e noi andiamo. E Dio sta facendo miracoli in questa chiesa che un giorno noi racconteremo per voi. Noi racconteremo quanto Dio sta agendo, e io credo che a breve noi vedremo grandi cose succedere, trasformazioni in questa chiesa ancora di più, perché è meglio per il regno del Signore, è meglio per Dio. Quindi io vorrei benedire la tua decima, la tua offerta, la tua vita in questo momento. Padre, in nome di Gesù, Signore, ti ringrazio per ogni persona, Signore, che porterà la sua decima, la sua offerta, Signore. Grazie, Signore, che tu, Signore, provvedi in questa chiesa, Signore. Grazie perché tu provvedi nella nostra vita, Signore. Tu provvedi nella vita dei tuoi figli che sono qua. Grazie, Signore, perché io so, Signore, che il Signore farà, Signore. Il Signore sta facendo vivere di provvigioni del cielo, Signore. E io ti chiedo in questo momento, Signore, in nome di Gesù, Signore, fa con che la nostra fede sia ancora più alta, Signore, più alta, Signore, perché noi possiamo versare, Signore, ciò che il Signore mette nel nostro cuore, nella tua casa, Signore, perché questa casa, Signore, cresca ancora di più, che raggiunga altre vite, che raggiunga altre zone di Verona, che raggiunga altre città, Signore, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, El Shaddai, Adonai. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, El Shaddai.
ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te. Riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è
restaurazione per le nostre vie. Dio è un Dio di restaurazione per la tua vita. Finché stavano cantando questa canzone mi sono girato un attimo, ho visto due sorelle lì dietro che si abbracciavano. E questo mi ha fatto ricordare, Dio è un Dio di restaurazione per la tua vita. Dio è il Dio che guarisce le tue ferite. Dio è il Dio che può ridare animo. Dio è il Dio che può ridare vita. Io voglio invitarti in questo momento, fai il ruolo di luce nella vita della persona a fianco a te, dai un abbraccio a questa persona. Forse questa persona ha bisogno di una restaurazione, forse questa persona ha bisogno veramente di un abbraccio in questo momento. Forse questa persona ha bisogno di qualcuno che le faccia sentire il calore, che le faccia sentire che non è tutto perso. Questo è quello che fa Dio con noi quando noi lo cerchiamo. Il modo in cui Dio fascia le nostre ferite, il modo in cui Dio restaura le nostre anime è attraverso i suoi abbracci che, anche se invisibili, ci fanno sentire che Lui è lì presente, che Lui è il nostro buon pastore, che anche se siamo persi, smarriti, Lui ci viene incontro. Senti il calore di Dio questa sera, questo Dio che restaura la tua vita, questo Dio che guarisce la tua ferita, questo Dio che ti perdona, questo Dio che è tanto buono da essere sceso in terra, morire e risorgere al posto tuo e per te. Senti questo abbraccio di Dio questa sera. Amen. 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 Io vi chiedo di sedervi qualche minuto adesso. Anche il gruppo di lode si può scendere. Chiedo già ai bambini se possono accomodarsi. Come sapete tutti quanti, domani è un giorno molto speciale. È internazionalmente il giorno, la festa della mamma. Quanti sono mamme qua? Quante sono mamme qua? Tutte le mamme con la mano alzata. Dopo il culto, per favore, non scappate via, fate una foto lì con i vostri figli. Tu che hai portato oggi i tuoi figli, le tue figlie, anche che se non le hai portate, fai una foto lì in questo con questa bella decorazione. Prendi un pensierino che abbiamo qua. Pietra, per piacere, puoi passarmi un quadretto di quelli lì? È solo un piccolo pensiero per voi che siete le mamme di questa chiesa. Ci sarà una tovaglietta sotto l'armadio da prendere e questo quadratino in cui c'è scritto: mamma, il tuo posto è speciale in questo mondo. Noi siamo cristiani e penso che come noi papà, anche le mamme aspirino a imitare qualche personaggio della Bibbia, qualche mamma della Bibbia, no? Ci porta ispirazione. Nella Bibbia vediamo tante mamme virtuose, come si dice. Vediamo Anna che prega e combatte per avere un figlio. Vediamo la vedova di Sarepta che ci insegna quanto è importante scegliere la volontà di Dio nella nostra vita. Vediamo tantissime mamme che ci insegnano tante cose. Maria, la mamma di Gesù, che ci insegna cosa vuol dire accogliere il Figlio di Dio nella nostra vita, nonostante tutto e tutti. Ma questo quadratino, questo quadretto non ti dice questa sera:
mamma sia uguale a Anna, sia uguale a Maria, sia uguale a Elisabetta o a tutte queste grandi mamme che hanno fatto la storia della parola di Dio. Questo quadretto questa sera ti dice: mamma, il tuo posto è speciale in questo mondo. Per i tuoi figli, per le tue figlie, tu sei la persona più importante di questo mondo. Tu sei la persona più speciale di questo mondo. E quello che questo quadretto vuol dire, quello che noi vogliamo dire questa sera, è questo. Non serve che tu sia una Maria, una Anna o una di queste grandi donne. Tu così sei perfetta, perché sappiamo che tu dai il 100% per la tua famiglia, per i tuoi figli, per le tue figlie. Questo è quello che Dio vuole da te. Non vuole che tu imiti qualcun altro, perché il tuo posto è già speciale all'interno della tua casa e soprattutto all'interno del cuore dei tuoi figli. Amen. Voglio invitare qua i bambini che lasceranno un omaggio alle nostre mamme. Per completare l'uomo, Dio ha dato una donna, ma per partecipare al miracolo della vita, Dio ha fatto la mamma. Per condurre una casa, Dio ha fatto la donna. Ma per edificare la casa, Dio ha fatto la mamma. Per studiare, lavorare, competere, Dio ha fatto la donna. Ma per guidare il bambino sicuro, Dio ha fatto la mamma. Per gli ostacoli della società, Dio ha fatto la donna. Ma per amore, tenerezza e affetto, Dio ha fatto la mamma. Per fare qualsiasi lavoro, Dio ha fatto la donna, ma per preparare la culla e costruire il carattere, Dio ha fatto la mamma. Ma per essere una principessa, Dio ha fatto la donna. Ma per essere regina, Dio ha fatto la mamma. Mamma, tu sei il bello Dio per me. Abbiamo un altro omaggio per le nostre mamme. Finché i bambini distribuiscono i fiori alle loro mamme, abbiamo un altro omaggio. Io voglio invitare Pietra. Pace a tutti. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção,
seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e cada dia aprender, pois o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e cada dia aprender, pois o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e cada dia aprender, pois o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Grazie. Amen, quindi un grande augurio a tutte quante le nostre mamme. Abbiamo un ultimo omaggio, se non sbaglio, sorella Goia. Buonasera a tutti, pace a tutti. E chiamando parole di Mai, mi sento tanto sempre sciolta. E una persona sempre è nostro madre qua. Metto italiano perché se metto portoghese. Che Dio ha fatto, diciamo, abbiamo le madri naturali che ci sono, però mai spirituale, che abbiamo sempre qua, anche non serve l'età. Dio quando li illumina è sempre Lui, non c'è l'età, non c'è le misure, anche se come lei è piccola è madre anche di sua mamma. Quindi Dio quando mette qualcosa nel cuore di uno, quando li unte con il suo olio, è la mamma. Mi sento è mamma di tutta Chiesa. Vedendola anche a volte quando sono a lavoro, vedendola
che stai grinto al palco mi illumina il cuore. Auguri mamma, auguri e mamma di tutto noi chiesa qua. Auguri mamma, mai spirituale, auguri. Auguri. Ti ha dato qualcuno più vicino qua da te. Me l'ha dato per me. Diciamo tutti, auguri mamma spirituale. Fermami. Amen. Auguri allora a tutte quante le mamme, come ho detto, prima di andare via prendete un tempo per celebrare questo giorno con i vostri figli o chi oggi non è qua con i suoi figli anche da sola per celebrare questo giorno. Meritate di celebrare questo giorno, voi che siete le mamme di tutti quanti noi di questa chiesa. Amen. Passiamo al momento della parola. Io vi invito a aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11. Oggi non sarà una parola molto lunga, sarà una parola abbastanza breve, ma vi chiedo di stare attenti in questi minuti che seguiranno, perché ciò di cui voglio parlarvi oggi altro non è che la più grande benedizione che Dio ha per la tua vita. E penso che sia importante per tutti noi, no? Riuscire a stare attenti finché parliamo di questo argomento. La più grande benedizione che Dio ha per te. Qual è e come raggiungerla? Questo è il tema della predicazione di oggi. Oggi siamo nella quarta ed ultima settimana della nostra serie Io sono. In questa settimana abbiamo scoperto alcuni io sono di Gesù. Che cosa vuol dire io sono di Gesù? Gesù nel Vangelo di Giovanni, come già ormai sapete bene, si presenta a noi per 7 volte dicendo io sono e continua con un nome, una qualità. E dicendo questo Gesù si equipara a Dio, no? Perché Dio, se vi ricordate nell'Antico Testamento, quando chiama Mosè e lo manda a liberare il suo popolo, Mosè gli chiede: chi dirò che mi ha mandato per liberare il popolo di Israele? E Dio risponde: dici così al popolo di Israele, io sono colui che sono, Yahweh, colui che è. E quindi quando Gesù dice io sono, lui stesso si sta equiparando a Dio, dicendo senza tanti mezzi termini che lui è Dio, lui è una delle 3 persone della Trinità. Ogni dottrina, ogni setta che dice qualcosa diverso da quello, potete invitarla a leggere la parola di Dio, perché nella parola di Dio c'è scritto chiaramente che il Padre e il Figlio sono uno e Gesù è Dio. Abbiamo scoperto in queste settimane quindi 5 dei 7 io sono di Gesù. Io sono il pane di vita eterna, io sono la luce del mondo, io sono la vera vite e voi siete i tralci. La settimana scorsa abbiamo parlato di io sono la porta dell'ovile o la porta delle pecore e io sono il buon pastore. Questa settimana parleremo degli ultimi 2 io sono di Gesù. Sono 2 io sono molto conosciuti e vedrete sono molto simili l'uno all'altro.
Il primo io sono lo troviamo proprio al Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 11, dal versetto 20 al 26. Dice così: come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro. Questo è l'episodio della resurrezione di Lazzaro. Ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qua, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto ciò che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. E Marta rispose: lo so, Signore, che risusciterà nell'ultimo giorno, alla fine dei tempi. E Gesù le rispose: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà. Questo è il primo io sono che vediamo questa sera. Gesù dice: io sono la risurrezione e la vita. Il secondo io sono lo vediamo in Giovanni al capitolo 14. Leggerò dal versetto 2 al versetto 6. Dice così: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Questo è Gesù che sta parlando ai suoi apostoli. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, voi conoscete anche la via. Allora Tommaso lo ferma e gli dice: no, come conosciamo la via? Noi non sappiamo neanche dove stai andando, come possiamo conoscere la via? E allora Gesù risponde con quelle famose parole che sicuramente avete già sentito, avete già letto, magari avete anche già cantato in qualche lode, dicendo: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. Amen. Padre, nel nome di Gesù, questa sera siamo qua, Signore, per ricevere qualcosa da Te, Signore, una parola, un messaggio che possa portare consapevolezza alla nostra vita, che possa illuminare i nostri occhi, che possa modificare, modellare il nostro cuore. Vogliamo, Signore, imparare di più da Te, per essere più simili a Te, per vivere quella promessa, quella benedizione che Tu ci hai portato attraverso il Tuo Vangelo. Per questo, Dio, io Ti chiedo questa sera di purificare me stesso, Signore, santificarmi affinché possa essere un canale, Signore, uno strumento adatto, Signore, per portare la Tua parola al Tuo popolo, ai Tuoi figli e alle Tue figlie che oggi sono qua, che hanno desiderio di ricevere un po' di acqua viva che venga da Te. Per questo io Ti prego nel nome di Gesù. Amen. Amen. Abbiamo visto questi due testi, queste due rivelazioni. Io sono la risurrezione e la vita, nell'episodio di Lazzaro. Io sono la via, la verità e la vita, nell'episodio in cui Gesù era insieme ai Suoi apostoli. Queste due rivelazioni sono due rivelazioni effettivamente molto simili. Se vedete, sia nella prima che nella seconda, Gesù si ripete dicendo: io sono la vita. E non c'è nessun mistero, non c'è niente da interpretare, non c'è nessun secondo fine. Quando Gesù nella prima rivelazione in Giovanni 11 dice io sono la vita, e in Giovanni 14 si ripete dicendo io sono la vita, Gesù sta dicendo la stessa cosa. Quelle due vite hanno lo stesso significato, non c'è niente di nascosto da andare a scovare in questi due testi. Gesù fa queste due grandi rivelazioni che sono però molto simili. Che cosa vogliono dire queste due rivelazioni? Quando Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, ci sta dando una rivelazione molto più grande di tre semplici parole. Perché? Perché Gesù, se vi ricordate il testo, dice così, lui sta parlando con i Suoi apostoli e dice: amici, io sto per andare in cielo, io sto per ascendere in cielo, sto per andare in un posto, e in questo posto io vi preparerò delle case, poi io tornerò, vi verrò a prendere, perché poi voglio portarvi con me. Ma non temete, non è che io vado in un posto sconosciuto, del posto in cui sto andando voi sapete anche la via.
Tommaso allora gli risponde: ma Gesù, noi non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E allora Gesù risponde: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, e nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. È molto interessante, non so chi è partecipato qualche tempo fa, quando è venuto qua il pastore Paolo Cesar Souto, aveva fatto uno studio parlandoci proprio di questa rivelazione di Gesù, e diceva che al tempo del popolo di Israele, quando erano nel deserto, Dio aveva detto a Mosè di costruire un tabernacolo. Questo tabernacolo aveva 3 parti, aveva una parte esterna e poi aveva una parte interna. La parte interna si chiamava il luogo santo, e all'interno del luogo santo c'era un'altra stanza che era il luogo santissimo. In ognuna di queste 3 parti del tabernacolo c'era una porta coperta con un velo, e ognuno di questi 3 veli delle porte aveva un nome. Il primo, quello della parte esterna del tabernacolo, si chiamava via. La seconda porta del tabernacolo, quella che ti faceva entrare nel luogo santo, si chiamava verità. E la terza porta, quella che ti faceva entrare nel luogo santissimo, alla presenza di Dio, dove solo il sommo sacerdote poteva entrare una volta all'anno, si chiamava vita. Quindi quando Gesù in questo momento di Giovanni 14 dice io sono la via, la verità e la vita, lui si sta equiparando al tabernacolo che c'era nel deserto, dicendo se tu vuoi arrivare alla presenza di Dio, infatti Gesù dice nessuno può andare al Padre se non passa da me, se tu vuoi arrivare alla presenza di Dio, quindi nel luogo santissimo, tu devi passare da me, perché io sono la via, la prima porta, la verità, la seconda porta, e la vita, la terza porta. Solo che dandoci questa rivelazione Gesù ci fa capire anche un'altra cosa, che come per il tabernacolo una persona che voleva arrivare al luogo santissimo doveva fare un percorso attraversando queste 3 porte, così anche noi nella nostra vita abbiamo da fare un percorso. Gesù dice: voi conoscete anche la via per arrivare qua. Gesù ci sta dicendo: se voi volete arrivare in questo luogo che io sto preparando, voi dovete passare per un percorso. La Bibbia ci parla spesso della vita cristiana come una camminata, no? Paolo, se vi ricordate, la equipara a una corsa. Prima di morire scrive una carta, una lettera a Timoteo, che era il suo figlio nella fede, e gli dice quella famosa frase: Timoteo, io sto per morire, lo so, me lo sento, Dio me l'ha rivelato, ma sono tranquillo perché ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa e ho conservato la fede. Quando Paolo dice questo, dice ho finito la corsa, equipara la vita cristiana ad una corsa, e Gesù in questo capitolo la equipara ugualmente ad un percorso, ad una camminata, ad una corsa. E questo percorso è un percorso che deve passare da queste 3 cose: dalla via, dalla verità e dalla vita. Che cos'è la via? O qual è la via? Matteo capitolo 7, versetti 13 e 14 dicono così: passate dalla porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa e larga è la via che conduce alla perdizione, ma è stretta la porta e angusta la via, piccola la via, stretta la via che conduce alla vita, e in pochi riescono a prenderla. Perché Dio ci ha fatto questo brutto scherzo, no? Perché larga è la porta e larga è la via che conduce alla perdizione. Non poteva essere larga quella che conduce alla salvezza, invece è stretta quella che conduce alla salvezza. Sarà che Dio è cattivo o a Dio piace fare gli scherzetti? Tra poco risponderò a questa domanda, però voglio capire ancora un attimo che cos'è questa via, o qual è questa via di cui stiamo parlando. Se vi ricordate, in Atti degli Apostoli, nei primi capitoli, i cristiani non venivano chiamati cristiani. Anzi, proprio all'inizio, i primi anni, i primi decenni del cristianesimo, i cristiani non venivano mai chiamati cristiani.
Il nome cristiano gli è stato dato più tardi, c'è scritto in Atti degli Apostoli. Un giorno ad Antiochia, per la prima volta, i cristiani furono chiamati cristiani. Prima di essere chiamati cristiani, i cristiani erano chiamati i seguaci della via. Se vi ricordate, quando Paolo ha avuto la sua grande conversione in Atti al capitolo 9, c'è proprio scritto che Paolo stava andando a Damasco con delle lettere che gli erano state date dai capi della sinagoga per imprigionare e incatenare i seguaci della via. La via. Questo era il nome con cui i cristiani venivano conosciuti all'inizio. Era questo il nome che si davano. Non erano i seguaci di Cristo, erano i seguaci della via. Ma qual è questa via? In Isaia al capitolo 35, Isaia ci presenta una via. Dice una via santa, la via per la quale il popolo di Israele arriverà a Dio. Più avanti al capitolo 40, ancora una volta Isaia ci parla di questa via, in un versetto che è molto conosciuto, dicendo: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Questo versetto è conosciuto perché questo versetto viene associato a un altro personaggio biblico molto famoso che noi troviamo all'inizio di tutti e 4 i Vangeli, Giovanni Battista. Quando Giovanni Battista viene presentato all'inizio di tutti i Vangeli, viene presentato associato a questo versetto. Lui era l'uomo che Dio aveva chiamato per preparare la via del Signore. La via del Signore. Questa è la via. Molte volte viene interpretato male questo versetto. Voce di uno nel deserto, che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Perché viene interpretato male? Perché quando si legge questo versetto molte volte si pensa così: Giovanni Battista è venuto per preparare la via sulla quale Gesù doveva camminare. È sbagliato. Giovanni Battista non è venuto per preparare la via sulla quale Gesù doveva camminare. Preparare la via del Signore non ha questo significato. È un significato di proprietà. È la via di Gesù. Giovanni Battista non è venuto per preparare la via per Gesù. È venuto per preparare la via di Gesù. È un significato di proprietà, non di utilizzo. Non so se avete capito questo senso di proprietà. Se io oggi ho delle scarpe, sono delle Vans. Di chi sono queste scarpe? Di Enrico, sei sicura? Non sono delle Vans. Perché oggi queste scarpe sono mie, ma se a me la Vans non piace e un giorno dico: John, visto che abbiamo lo stesso numero e tu non hai neanche un paio di Vans, vorresti che ti regalo le mie scarpe? E tu mi dici di sì. Le scarpe diventano di John, non sono più mie, ma restano sempre Vans. Quindi questo è l'utilizzo, ok? Ma la proprietà è un'altra. La via del Signore non è la via per il quale Gesù doveva camminare, è la via di Gesù, di cui la proprietà è Gesù. E quando Gesù dice la via, oppure quando Gesù in Matteo dice andate per la via stretta, oppure quando i seguaci erano seguaci della via, e quando i cristiani erano i seguaci della via, lì si sta parlando della via di Gesù. Quando Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, questo primo passo del percorso che noi dobbiamo interpretare, che noi dobbiamo imboccare, è prendere la via. Che via? La via di Gesù. Questo è il primo passo del percorso. Prendere la via di Gesù. Che è quella via stretta. Perché è stretta? Perché purtroppo quel Giovanni Battista che preparava la via del Signore, vi ricordate che cosa predicava? Giovanni Battista predicava un battesimo di ravvedimento. Questo predicava Giovanni Battista.
un battesimo di ravvedimento. Quindi, per questo motivo la via è stretta. La via è stretta perché per noi è stretta. Perché per noi è difficile riuscire a vivere un battesimo di ravvedimento. Ma questa è la via che noi dobbiamo prendere se noi vogliamo arrivare alla vita. Questo è quello che dice Gesù. Prendete la via stretta e angusta, perché questa conduce alla vita. Il presbitero Sandro nell'ultimo culto in casa, o un paio di culti in casa fa, ha citato una frase che mi ricordo fino ad oggi e che è giusta con questa parabola di Gesù, dicendo: è facile conoscere la via, il difficile è riuscire a imboccarla, è riuscire a prenderla. È facile sapere, ok, questa è la via di Gesù, il difficile è riuscire a prendere la via di Gesù. Perché? Perché la via di Gesù è stretta. Perché è stretta? Perché per entrare nella via di Gesù c'è bisogno di un battesimo di ravvedimento. E molte persone non riescono a vivere un battesimo di ravvedimento. Molte persone non riescono a vivere per questo processo che serve vivere per entrare nella via di Gesù. La seconda parte di questo percorso è la verità. E se vi sembrava che entrare nella via era difficile, la verità vi sembrerà ancora peggio. Perché che cos'è la verità? La verità ha diverse connotazioni all'interno della parola di Dio. La verità è il contrario di menzogna. La verità è lo stesso Gesù. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. C'è un versetto che però ci fa capire molto bene, tra i tanti, in che modo noi dobbiamo interpretare la verità quando parliamo di questo percorso che ci porta alla vita. Il versetto si trova nella terza lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo unico, versetti 3 e 4, che dicono così: mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Questi versetti ci fanno capire che la verità è un qualcosa dentro la quale noi dobbiamo camminare. Quando Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, dice: se vuoi arrivare alla vita devi imboccare la via, che è la via del Signore, quella che è stretta, quella che per imboccarla serve un battesimo di ravvedimento, come Giovanni Battista predicava. Ma oltre a questo dice: quando sei all'interno della via, la seconda parte del percorso è camminare nella verità. Che cos'è la verità? Giovanni capitolo 17, Gesù sta facendo una preghiera a Dio e dice: Padre, santificali nella verità. La tua parola è verità. La parola di Dio è la verità. La Bibbia è la verità. I Vangeli sono la verità. L'Antico e il Nuovo Testamento, questa è la verità. E quando Gesù ci dice che noi dobbiamo camminare nella verità, ci dice che noi dobbiamo camminare secondo la parola di Dio. Se noi vogliamo arrivare alla vita, che è la parte finale di questo viaggio cristiano, noi dobbiamo imboccare la via, che non è facile, e dopo è peggio ancora, perché noi dobbiamo vivere una vita, dobbiamo camminare su questa via e camminare all'interno della verità, camminare all'interno della parola di Dio. Perché non è facile. Il nostro fratello Eto ha dato una parola sul gruppo degli uomini l'altro giorno, ha citato un versetto che dice così, si trova in 2 Timoteo capitolo 3 dal versetto 1 al 5, dice: sappi questo, che negli ultimi giorni, che sono quelli che stiamo vivendo noi, se qualcuno avesse qualche dubbio si guardi intorno, sono quelli che stiamo vivendo noi. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi,
bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori o bugiardi, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. Questo è il versetto che avevi commentato, giusto? Quindi, fratelli, se negli ultimi giorni, che sono quelli che stiamo vivendo oggi, gli uomini saranno tutte queste bellissime cose, questo mi fa capire che camminare nella verità, ovvero camminare secondo la parola di Dio, non è qualcosa di molto facile, ma è qualcosa che noi dobbiamo fare. Cosa vuol dire camminare secondo la parola di Dio? Camminare vivendo con quei frutti dello Spirito sempre presenti nella nostra vita. Camminare in amore, camminare perdonando, camminare facendo la carità verso gli altri, camminare essendo di buon animo verso gli altri, camminare essendo tutto il contrario di quello che c'è scritto in questi versetti, o quindi altruisti o sprezzanti del denaro, non vanagloriosi, non superbi, non bestemmiatori, non ribelli contro i genitori e tutto il resto di tutte queste cose che ci sono scritte. Seconda Timoteo capitolo 3 dal versetto 1 al 5, se qualcuno dopo vuole cercarlo. Questo vuol dire vivere nella verità, questo vuol dire vivere secondo la parola di Dio. Quando io mi sono convertito, la mia conversione è stata qualcosa di veramente lungo. Dio ha fatto un processo con me, con la mia mente, col mio cuore, che è durato mesi e mesi. Solo che quando un giorno mi sono messo lì e ho detto: Dio, io devo decidere se credo in te oppure non credo in te. Tu mi hai dato tutte queste prove, adesso io devo decidere, credo in te o non credo in te. Solo che quando io ho fatto questa riflessione, Dio ha portato un pensiero al mio cuore e ha detto: prendi la scelta che vuoi, ma sappi che se credi in me, tu devi credere in tutto quello che c'è scritto nella mia parola e muoverti conforme a quello che c'è scritto nella mia parola. Perché se noi crediamo in Dio, come ha detto prima l'Andrea, crediamo anche in Satana. E quindi, fratelli, se noi crediamo anche in Satana, sappiamo che facendo certe cose noi andremo all'inferno. E questo c'è scritto nella parola di Dio, non è Enrico che sta dicendo cose a caso questa sera. Se qualcuno non è d'accordo con questo, magari poi facciamo una riunione teologica. Ma se tu credi in Dio e sai quello che succederà se tu ti comporti in un modo o nell'altro, tu non ti comporti nell'altro, perché sai quello a cui vai incontro. E sai a quello a cui vai incontro se tu ti comporti bene. C'è una storia che è una delle storie che forse ho più raccontato qua, e tutte le volte l'Andrea mi dice non raccontarla perché la sanno già tutti, ma a me piace, la voglio raccontare perché è una storia che mi fa capire troppo bene che cosa vuol dire la parola di questa sera e che cosa vuol dire la vita cristiana. C'è un uomo che muore e viene catapultato nell'aldilà e si ritrova sopra ad un muro. Quanti non la sanno, alzi la mano così vado avanti. Se c'è qualcuno che non la sa, può alzare la mano. Nawan non la sa, allora Nawan te la prendi tutta questa sera. C'è un uomo che muore, Nawan, sappi questo. E che cosa succede quando muore? Viene mandato nell'aldilà e va sopra un muro. E da una parte del muro ci sono tutti gli angeli con le persone salvate che lo chiamano e gli dicono: vieni di qua, salta giù dal muro, vieni. E dall'altra parte del muro invece ci sono tutti i demoni con tutte le persone all'inferno che stanno lì tranquilli, si disinteressano di quest'uomo sul muro. E quegli altri invece: vieni, salta giù, veloce, salta. E quelli qua proprio non gli interessa niente di quello lì sul muro. E allora a un certo punto sto qua sul muro dice: ma perché quelli da una parte, quelli del paradiso, mi chiamano per scendere e invece quelli all'inferno non gli interessa se io sto qua sul muro, seppure vado lì da loro?
finché uno non gli risponde, uno di quelli dell'inferno. Loro ti chiamano perché vogliono che tu scendi giù dal muro e vai da loro. Noi non ti chiamiamo perché il muro fa parte dell'inferno. Non esiste una metà tra la vita cristiana, non esiste una metà tra l'inferno e il paradiso. Se noi decidiamo di camminare nella via che ci porta alla vita, noi dobbiamo prenderla con un battesimo di ravvedimento. E questo non è facile per le persone, dire io lascio la mia vecchia vita e torno come nuova creatura. Ma questa è una decisione che dobbiamo prendere, e dopo che abbiamo preso questa decisione, per continuare su questa via, noi dobbiamo camminare secondo la verità, e la verità è la parola di Dio. E camminare secondo la parola di Dio è ancora più difficile forse che vivere quel battesimo di ravvedimento, perché il battesimo di ravvedimento lo vivi all'inizio. Camminare tutta la vita nella parola di Dio vuol dire tutta la vita, ogni giorno. La santificazione è un processo che comincia nel momento in cui accettiamo Gesù nella nostra vita, ma continua ogni giorno della nostra vita. La Bibbia ci dice che è di gloria in gloria, è di fede in fede. Non pensate che una volta che avete accettato Gesù voi siete santi e santi per sempre. Non è così. La santificazione è un processo che va avanti ogni giorno nella nostra vita. E se noi vogliamo andare a vivere la vita che è alla fine di questo percorso, noi dobbiamo vivere secondo la parola di Dio. Questo è quello che Gesù ci dice. E se oggi noi siamo seguaci della via, o cristiani come ci piace di più chiamarci oggi, questo è quello che Gesù ci chiama a fare: vivere secondo la parola di Dio. Abbiamo una buona notizia per quelli che oggi si sentono deboli in questa camminata secondo la parola di Dio, perché Gesù in Giovanni al capitolo 11, prima di dire io sono la vita, dice io sono la resurrezione. Per capire che cosa vuol dire quando Gesù ci dice io sono la resurrezione, dobbiamo leggere anche la frase seguente, ovvero Gesù dice io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà. Punto e virgola. Interpretazione molto semplice: chi crede in Gesù e muore vivrà in paradiso. La frase però non finisce qua. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Qui non sta parlando di una persona che è morta fisicamente, perché sta parlando di una persona che è in vita e crede in Gesù. E quindi quando sta parlando di questo secondo tipo di persone, sta parlando di persone che non soffrono una morte fisica, ma che soffrono una morte spirituale. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Se noi crediamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, se noi crediamo che Gesù Cristo è l'agnello che toglie i nostri peccati, se noi crediamo che Gesù Cristo è il nostro unico e sufficiente Salvatore, ma non solo se noi crediamo, perché anche i demoni credono, no? Sappiamo questo. Se noi crediamo e abbiamo una fede così grande da riuscire a imboccare la via che Gesù ci ha detto che dobbiamo imboccare, e oltre a imboccare la via noi riusciamo a vivere questa verità, questa parola di vita che Gesù ha detto che noi dobbiamo vivere, noi non moriremo mai. E la morte di cui sta parlando è una morte spirituale. Ma anche nel caso in cui una persona su questo cammino dovesse cadere, anche nel caso in cui una persona non riuscisse a vivere questa vita seguendo la verità, Gesù questa sera ci dà una rivelazione dicendo: io sono la resurrezione. Io sono la resurrezione. Se tu stai vivendo un momento difficile per la tua vita spirituale, lancia la tua preoccupazione su Gesù, perché Gesù è la resurrezione. Se tu stai vivendo un momento difficile per la tua vita spirituale, cerca un abbraccio di Gesù, perché Gesù è la resurrezione. Se tu stai vivendo un momento difficile per la tua vita spirituale,
piega le tue ginocchia e cerca Gesù, perché Gesù è la resurrezione. Non semplicemente la resurrezione della carne, non semplicemente la resurrezione nell'ultimo giorno, ma la resurrezione nella tua vita spirituale di oggi. Io non lo so in che modo tu stai vivendo questo tuo percorso, questa tua camminata cristiana. Io non so se tu sei riuscito a vivere un vero battesimo di ravvedimento, imboccando la via che era quella stretta. E non lo so se su questa via stretta tu stai riuscendo a vivere nella verità, ovvero seguendo i principi della parola di Dio. La parola che Dio ha messo davanti ai tuoi occhi e che soprattutto ha messo dentro il tuo cuore. Io non lo so se tu stai riuscendo a fare tutto questo secondo quello che Gesù vuole da te. Ma se tu oggi non stai riuscendo a fare tutto questo, Gesù ti dice: io sono la resurrezione spirituale per la tua vita. Tu che sei preoccupato per la tua vita spirituale, tu che sei preoccupato perché su questa camminata non vedi la vita alla fine di questa strada, Gesù ti dice: io posso far risuscitare la tua vita spirituale. Prendi in mano questa promessa di Gesù. Prendi in mano questa promessa di Gesù. Tu che hai difficoltà nel pregare ogni giorno, prendi in mano questa promessa di Gesù. Tu che hai difficoltà nel leggere la Bibbia quotidianamente, prendi in mano questa promessa di Gesù. Tu che hai difficoltà a rispettare tua moglie, tuo marito, i tuoi figli o i tuoi genitori, prendi in mano questa promessa di Gesù. Tu che hai difficoltà a venire in chiesa, tu che hai difficoltà a fare visita a una persona, tu che hai difficoltà nel perdonare o nel chiedere perdono, prendi questa promessa di Gesù, perché Gesù sta dando questa promessa a te. E Gesù non vuole in nessun modo che il suo sacrificio sia stato vano. Gesù è sceso sulla terra, è morto per te, e Lui non vuole che il suo sacrificio sia stato vano. Lui non ha nessuna intenzione di vedere il tuo nome scritto alla fine dei tempi, in mezzo a quelli che ci sono scritti in 2 Timoteo 3 che abbiamo letto prima: calunniatori, ladri, bugiardi, fornicatori, omicidi e tutto il resto. Gesù non vuole questo per la tua vita. Gesù per te vuole una vita e una vita in abbondanza. Gesù per te vuole che tu finisci questa corsa, conservi la fede e arrivi alla vita eterna. E quindi questa sera, qualunque sia la tua difficoltà nella tua vita spirituale, Gesù è la resurrezione per questa. Io ti invito a alzarti in piedi. Chiamo il gruppo di lode. Io sono la via, la verità e la vita, e nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Che a partire da questa sera ognuno di noi può venire a vivere questa rivelazione di Gesù. Che a partire da questa sera chi ancora non ha imboccato questa via possa venire a umiliare se stesso, a togliere ogni orgoglio da dentro di sé, a vivere un battesimo di ravvedimento e entrare in questa via e a impegnarsi ogni giorno per vivere conforme alla parola di Dio, perché c'è una vita eterna che ci aspetta là in fondo, e questa vita eterna è quella che Gesù ci ha promesso dicendo: io sono la vita. E se tu hai qualche difficoltà, se tu hai qualche problema, se tu stai facendo fatica a vivere una vita spirituale e senti che perdi le tue forze, Gesù ti dice: non temere, perché io sono la resurrezione per la tua vita spirituale. Invocami
e io ti risponderò. Cercami quando mi puoi trovare. Getta su di Lui ogni preoccupazione, perché Lui può fare ogni cosa nella vita di coloro che lo cercano. Amen. 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 Padre, nel nome di Gesù voglio ringraziarti questa sera, Signore, perché io credo, Dio, che tu abbia lanciato un seme, Signore, nelle nostre vite. E io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa venire a vivere, Signore, una vita conforme, Signore, a quella che tu desideri che noi viviamo. Signore, tu sei la nostra via e noi vogliamo passare da te. Signore, tu sei la verità che ci circonda. Noi vogliamo camminare in te. Signore, tu sei la vita alla fine di questo percorso e noi vogliamo vivere in te. Dacci questo sentimento, dacci la forza per vivere questo processo, e dovunque, Signore, noi cadiamo, dovunque noi perdiamo le nostre forze, che tu possa essere la resurrezione spirituale per le nostre anime, per i nostri spiriti, per le nostre vite. Per questo io ti prego, Signore, nel nome di Gesù, benedici ogni mio fratello, ogni mia sorella, benedici, Signore, la tua Chiesa. Amen. Alleluia. Noi ti ringraziamo, Signore. Basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire a un re. Un cuore che canta alleluia, alleluia. Le parole non passeranno per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà,
alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, lo so, che il meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, Facciamo un applauso al Signore per concludere il nostro culto di questa sera. Che come abbiamo appena cantato, il nostro cuore possa essere un cuore che impari ad adorare Dio, che impari a gridare alleluia a Dio in ogni momento della nostra giornata. Amen. Vogliamo festeggiare i nostri compleanni di questa settimana. Sofia. La Sara non c'è? C'è anche un anniversario di matrimonio da festeggiare, almeno uno, non so se ce ne sono altri. Vittoria, tu non devi festeggiare niente, così completiamo la famiglia, no? Amen. Sofia ha compiuto 11 anni. Fabiano e Giosiani ne hanno compiuti 22. Possiamo alzare le nostre mani, benedire la loro vita, benedire questo anno che in questa settimana hanno iniziato. Padre, nel nome di Gesù vogliamo, Signore, mettere nelle tue mani oggi la vita di Sofia per un nuovo anno di vita, Signore, che hai concesso. Signore, ti chiediamo di farla crescere, Signore, nelle tue vie, donandole grazia, donandole saggezza, Signore, dandole pace, serenità, allegria in ogni momento di questo nuovo anno. Benedici anche Fabiano e Giosiane, Signore, per i loro 22 anni di matrimonio,
che la loro unione, Signore, possa essere sempre più rafforzata dalla Tua presenza e dal Tuo Spirito, Signore, che Tu possa vivere all'interno di questo matrimonio come hai sempre fatto e sappiamo che continuerai a fare. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Oggi non c'è cantina, vero? Non c'è cantina? Ok. Allora, che Dio possa benedire la tua settimana, che Dio possa benedire la tua famiglia, che Dio possa benedire la tua casa, che pace, che la serenità, che la gioia di Dio riempiano la tua settimana, riempiano la tua famiglia. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo nostro Signore e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutta la Chiesa e insieme possiamo dire Amen.